Momenti di panico ieri sera per i cittadini del villaggio Mosè, in zona mercato, almeno 3 case di campagna e un'azienda agricola hanno rischiato grosso. È stato davvero tempestivo e provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno evitato il peggio. L'accaduto nella tarda serata di ieri nei terreni di fronte alla via Ricola Loggia, l'incendio è divampato tra le sterpaglie a ridosso della strada statale 115 e in poco tempo si è propagato. Le fiamme sono arrivate fino alla parte alta della via Sirio, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Molta la paura tra la gente, i residenti e gli automobilisti che hanno transitato lungo la strada statale. Qualcuno volontariamente potrebbe aver appiccato il fuoco all'erba secca provocando un maxi rogo. I vigili del fuoco sono giunti con 4 mezzi sul posto, hanno prima circoscritto le fiamme e successivamente hanno concluso l'opera di spegnimento